Grazie a tutti voi per aver riempito questa sala. Vedo anche persone in piedi, quindi è sempre un piacere venire per me da queste parti. Sono più di 25 anni che vengo ogni tanto a Pordenone e per me tornarci è sempre una gioia. Questa sera parliamo di guerra insieme, noi tre, e loro un po' più di me, mettiamo insieme più di 120 anni di attività lavorativa occupandoci di conflitti. Quindi la potenza di fuoco ce l'abbiamo, se vogliamo usare un termine militare. Gli argomenti non ci mancano, cercheremo nel tempo che abbiamo a disposizione di occuparci del conflitto Israele-Iran, che è poi l'ultimo capitolo di un conflitto cominciato il 7 ottobre del 2023, se vogliamo un conflitto che è cominciato 80 anni fa in realtà, però cerchiamo di stare sui temi più attuali. E poi dedicheremo anche un po' di tempo, un po' di spazio a parlare del conflitto in Ucraina, che in questi giorni, come forse avete fatto caso, è scomparso dai giornali, dalle TV, perché un altro conflitto ha preso il suo posto, ma quella guerra continua, e vedremo anche di cercare di fare qualche ragionamento sulle possibili soluzioni di questo conflitto. Prima di parlare però della questione iraniana, io volevo lasciare del conflitto Israele-Iran la parola a Fausto Biloslavo, perché vi vuol mostrare un promo, un trial di un'attività importante che verrà presentata presto in teatro anche qui a Pordenone e che credo tu potrai illustrare meglio di me. Sì, grazie Gianandrea, e grazie a voi che siete così numerosi in questo splendido ex convento. E per il ventennale, no? Pordenone, pensa, se non sbaglio, ha compiuto 20 anni o sbaglio, no? Quanti? 30, ecco, allora Euroga 30. Mi fa piacere anche per un po' introdurci, dato che l'abbiamo fatto assieme e ci frullava in testa già da molto tempo, siamo riusciti addirittura anche a debuttare a teatro. Però a teatro non abbiamo portato il solito politicamente corretto, politicamente scorretto, cose di questo genere. Abbiamo portato un po' la nostra vita, la nostra passione, abbiamo portato gli occhi della guerra. Allora volevo farvi vedere un breve promo, trailer che è stato realizzato del debutto a Trieste, nella speranza poi appunto di venire anche con tutto, non lo chiamo spettacolo perché è anche molto duro e molto tragico, quindi rappresentazione teatrale anche qui da voi a Pordenone. La verità, quella con la V maiuscola, non esiste. Il nostro dovere di giornalisti, raccontare quello che vediamo. Dalle montagne vomita un diluvio di fuoco su 7 postazioni governative. Un elicottero si abbassa sul nostro accampamento, lo bersaglia a colpi di mitragliatrice e di missili. Ti trovi davanti a una sottile linea rossa. Se l'affronti, la tua vita si lega al lato oscuro dell'umanità. Entri per sempre dentro la guerra. Noi non torturiamo prigionieri, noi mazziamo loro a colpo, subito. Con le armi spianate marciavano urlando: siamo immortali, siamo immortali. E sono immagini drammatiche che anche per un giornalista di guerra con 40 anni di esperienza come me stringono il cuore. E urla: passami una cassetta di munizioni. Se non ti sbrighi, siamo morti. Gli passo la cassetta e la battaglia continua. Ho appena venduto il materiale a una TV americana. Mi hanno parlato di un filmato eccezionale. E ci avevano battezzato Crazy Italia, pazzi di italiani. E da noi volevano solo il bang bang. Quanto siamo fortunati a vivere da 80 anni in pace. Teniamoci stretta questa fortuna, perché si può perdere da un momento all'altro. Come ha ripetuto sino all'ultimo Papa Francesco, la guerra è la più grande sconfitta dell'uomo.
Sì, teniamoci stretta questa pace perché insomma la guerra sta arrivando molto vicino a noi. Qualcuno faceva il conto dei chilometri dai fronte del Donbass al confine orientale italiano. A Gorizia ci sono poco più di 900 chilometri, non sono poi tanti, se ci pensiamo sono meno della lunghezza della penisola italiana. Quindi. E anche il conflitto in Medio Oriente non è poi così lontano da noi, soprattutto per tutti e due questi conflitti hanno un impatto per ora non bellico sulla nostra vita, ma di certo economico. In questi anni abbiamo visto i problemi legati al caro energia, legati anche alle scelte strategiche che l'Europa ha fatto o non ha fatto. Anche questo conflitto che è scoppiato in questi giorni con l'Iran rischia di determinare un prezzo molto alto per noi da pagare. Io facevo caso già oggi che i costi del carburante dal benzinaio sono cresciuti notevolmente. Ci sarà anche la speculazione, ma se l'Iran, messo alle strette, dovesse chiudere lo stretto di Hormuz, dove passa più del 30% dell'energia che si dirige verso le aree diciamo più industrializzate del mondo, insomma ci troveremo davanti a un bel problema. Io credo adesso io farò un po' questa sera un po' il provocatore più che il moderatore nei confronti anche dei miei amici e colleghi, per cercare di mettere insieme valutazioni anche diverse, ovviamente punti di vista diversi. Quello che io butto lì come provocazione è che oggi sono emerse due notizie importanti. No? Voi sapete che l'attacco israeliano all'Iran nasce da un rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'agenzia dell'ONU, che aveva detto che insomma, l'Iran sta arricchendo dell'uranio e che questo poteva potenzialmente diventare pericoloso ed essere sufficiente una volta arricchito completamente per costruire 9 bombe nucleari. Israele, che di armi nucleari ne ha forse 200, è una nazione che è l'unica potenza nucleare del mondo che non ha mai annunciato di esserla, quindi non permette le ispezioni nella sua zona militare nucleare di Dimona, dove c'è una insieme alla Corea del Nord, ovviamente sì, insieme alla Corea del Nord. E su questa dichiarazione dell'agenzia internazionale diciamo Netanyahu ha colto la palla al balzo per scatenare questo attacco che sembrava avere l'obiettivo, no? Di distruggere le capacità iraniane di arricchire l'uranio. Hanno colpito diversi centri, hanno colpito anche diversi centri e basi militari, stanno dismantellando le difese aeree iraniane, non sono riusciti a smantellare la capacità iraniana di colpire Israele con i missili balistici. Gli americani dicevano che ne avevano circa 3.000, ne hanno usato qualche centinaio, potrebbero averne ancora molti, potrebbero averne non così tanti perché gli israeliani ne hanno distrutti un po', insomma ci sono molte incertezze, però la cosa che io oggi vorrei anche mettere sul tavolo in questa discussione, oggi la CNN ha raccontato che un rapporto dell'intelligence americana ha escluso la possibilità che l'Iran stesse costruendo le bombe. Quindi non c'è nessuna possibilità, forse fra 3 anni avrebbero potuto farlo, quindi di fatto smentendo le ragioni che Israele ha accampato. Allora su questi due rapporti diversi, no? Quello dell'agenzia dell'ONU, quello dell'intelligence americana, si possono innescare tante valutazioni anche di tipo politico. Forse l'intelligence americano sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote a Trump, che dopo un po' di esitazioni si è allineato con Israele, anzi vi leggo l'ultima dichiarazione. Voi sapete Trump fa tante dichiarazioni, fra quelle pronunciate a voce e quelle sui social. Poche ore fa, parlando del leader iraniano Khamenei, voi sapete che i leader iraniani sono nel mirino di Israele, dice: sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto leader supremo, è un bersaglio facile, ma lì è al sicuro, non lo elimineremo, almeno non per ora, ma non vogliamo che i missili vengano lanciati contro i civili o i soldati americani, la nostra pazienza sta per esaurirsi, come quasi anticipando una volontà americana di entrare nel conflitto al fianco di Israele. Trump ha esortato la popolazione di Teheran a lasciare la città. Io pensavo fossero 10 milioni gli abitanti di Teheran, già mi ha detto sono 12 milioni, lui conosce l'Iran meglio di me, ed è più o meno lo stesso slogan che aveva lanciato su Gaza dicendo a 2 milioni di palestinesi
lasciate Gaza. Poi dove possono andare queste persone non l'ha spiegato e non è stato ancora chiarito. Ecco, allora in questo contesto che vede l'Europa cercare un negoziato, cercare di esortare tutti a trovare un accordo, che vede gli Stati Uniti sostenere che l'Iran oggi indebolito potrà trattare, ma l'attacco israeliano si è scatenato 2 giorni prima di un altro round di negoziati che era previsto per domenica tra americani e iraniani. L'ipotesi di una mediazione di Putin, che l'Europa considera ovviamente orribile perché di fatto rimetterebbe Putin al centro del panorama internazionale pienamente legittimato, ma che potrebbe avere invece qualche chance, perché la Russia non ha rapporti orribili con Israele, ma ha una stretta alleanza con l'Iran, quindi potrebbe fornire garanzie all'Iran. Ecco, su questi temi che ho buttato lì adesso, Gian, vorrei sentire un po' qual è la tua valutazione dei fatti. Beh, da dove vogliamo cominciare? Cominciamo dalla campagna elettorale di Donald Trump, no? Che si è presentato come il pacificatore internazionale. Allora è singolare che vedere un pacificatore internazionale che mette allo stesso tavolo gli iraniani appunto, e gli americani, e a un certo punto, 2 giorni prima dell'ultimo incontro, dà sostanzialmente il via libera all'attacco di Netanyahu. Ecco, qui c'è una stranezza c'è una dissonanza abbastanza incredibile, ma anche sul fatto di tirare in mezzo Putin, no? Come negoziatore. Putin ha le carte in regola per fare il negoziatore volendo, perché è l'unico fra i vari personaggi, fra i vari leader mondiali che ha ottimi rapporti sia con Israele. Ricordiamoci che Putin nacque in una casa, in un edificio dove al tempo dell'URSS le famiglie non vivevano in un appartamento proprio, vivevano in appartamenti che condividevano. Putin crebbe con una famiglia ebrea, tant'è vero che lui ha un grandissimo rispetto per gli ebrei, è andato a trovare questa famiglia una volta, ha sempre avuto ottimi rapporti con Israele. Dall'altra parte, scusami Gian, Israele ha una popolazione che in una buona importante, un milione, no? Un milione. Sì, intere città abitate dai russi. Combattono anche, molti sì, fra i migliori reparti israeliani arruolati. Ma anche ottimi rapporti con l'Iran. La centrale nucleare iraniana di Natanz è stata fatta dai russi. E l'uranio utilizzato per quella centrale viene portato poi in Russia, proprio perché non lo posso utilizzare come arma, come per impieghi militari. E quindi diciamo che Putin potrebbe avere, però è singolare che tu che devi fare il mediatore anche in Ucraina, perché ti sei proposto come mediatore anche per la pace in Ucraina, convochi, la palla l'ha passata Erdogan però. Convochi come possibile negoziatore della pace in Medio Oriente la persona con cui tu stesso devi negoziare, quindi ci sono queste singolarità. Ma andiamo a vedere il punto sostanzialmente. Questa analisi di intelligence di cui hai parlato, in verità non è neanche recentissima, è di un paio di settimane fa. E cosa si dice in questa analisi di intelligence? Si dice, l'analisi di intelligence che è praticamente dell'agenzia americana che controlla tutti i rapporti di intelligence, quindi responsabile... Coordina 17 agenzie di intelligence. Esatto. Americane. Cosa dice? Sicuramente esiste un sacco di uranio arricchito, ma sono ancora a 3 anni dal poter creare un ordigno nucleare. Perché qual è la grande difficoltà di fare una bomba atomica? È quella di racchiudere il congegno esplosivo in una testata, trasformarlo in un'arma vera. Non a caso gli americani, la grande difficoltà degli americani quando fecero la prima bomba fu proprio questa. Gli iraniani non sono ancora arrivati a questo stadio, hanno un sacco di uranio arricchito, hanno uranio arricchito per fare 9 atomiche, ma non sono riusciti ancora a creare la testata nucleare. Eppure, stranamente, l'AIEA, l'agenzia europea che per 15 anni non aveva rimproverato Israele, ha emesso 2 giorni prima dell'attacco un rapporto in cui diceva quell'uranio impoverito è molto pericoloso perché appunto può portare Israele e l'Iran a costruire nuove testate. E da quello ha preso lo spunto Netanyahu per l'attacco
Però diciamo che Netanyahu è singolare, no? Come personaggio. Io ogni volta che dirò Israele, voi pensate a Netanyahu questa sera, perché io non parlo di Israele, parlo di Netanyahu. E Netanyahu è il migliore interprete di quel detto di Clausewitz che dice: la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Qual era l'urgenza di Netanyahu alla vigilia di quella guerra? Beh, gli stava cadendo tra le mani il governo e quindi rischiava il processo per corruzione, rischiava l'inchiesta sul 7 ottobre, che molti imputano a lui perché fu lui a dare il via ai soldi che dal Qatar arrivavano da Hamas. E quindi improvvisamente, stranamente, Netanyahu, che per 20 anni aveva accettato le richieste degli Stati Uniti di non fare la guerra all'Iran, improvvisamente ha deciso di portarsi avanti e lanciare questo conflitto. Sicuramente un conflitto che dal punto di vista strategico aveva anche altre ottime opportunità, perché gli israeliani avevano nel frattempo, nel precedente raid, distrutto gran parte delle batterie antiaeree, in successione avevano distrutto tutte le batterie antiaeree che si trovano nella Siria, quindi c'era una sorta di autostrada aperta verso l'Iran. La grande incognita resta sempre la stessa. Iniziare una guerra è facile, venirne fuori è molto più difficile. Rovesciare un regime è molto facile, trovare qualcuno da mettere al posto di quello che hai rovesciato senza provocare il caos è molto più difficile. E qui siamo di fronte a una guerra combattuta innanzitutto a 1700-2000 km di distanza, senza una presenza sul terreno, senza un'opposizione iraniana. Non sappiamo quali siano gli obiettivi di questa guerra, sappiamo però come è stata chiamata l'operazione israeliana, è stata chiamata Rising Lion, leone che risorge. E cos'è il leone e il sole sorgente? Sono i due simboli dell'Iran pre-khomeiniista. E quindi diciamo, nel nome di questa operazione è già contenuto il programma. Non tanto eliminare le infrastrutture nucleari, come ci racconta Netanyahu, ma arrivare a un cambio di governo, arrivare ad eliminare quel regime che per Israele è il nemico esistenziale, perché è quello unico che minaccia la sopravvivenza di Israele in Medio Oriente. Il problema è appunto questo: quando parli di regime change, di cambio di regime, allora ti devono venire in mente tutti gli errori che abbiamo fatto in questi ultimi 20 anni. Ci sembrava facilissimo arrivare a un regime change, a un cambio di regime in Iraq e esportare la democrazia, e ci siamo ritrovati con i resti dell'esercito di Saddam Hussein che andava a ingrossare le file dell'ISIS. Abbiamo invocato il cambio del regime abbattendo i talebani e 20 anni dopo ce ne siamo andati lasciando che i talebani tornassero al potere. Per non parlare della Libia, di cui noi italiani siamo primi a soffrire le conseguenze con il mancato rifornimento di petrolio, con l'aumento dei costi del gas e con i flussi di migranti che arrivano sulle nostre coste. Insomma, il regime change invocato dal buon Netanyahu sarà sicuramente utilissimo per lui e per la sua politica interna, perché gli consentirà di restare al potere. Bisogna vedere quanto sarà utile al resto del mondo e al Medio Oriente. Gian, diciamo che già i discendenti dello Shah si sono già schierati con Israele e hanno già detto speriamo che riescano a fare, quindi, però non so quanto seguito possono avere poi in Iran. Niente. Ecco, contano Fausto, sui giornali occidentali. perché abbiamo già visto in tante guerre che abbiamo visto anche da vicino, far cadere Saddam Hussein è stato facile, Gian lo ricordava, poi in realtà tutti questi paesi li abbiamo inteso come Occidente, come in questo Occidente, io direi, come dice Putin, l'Occidente collettivo, no? Che raggruppa anche Israele, che raggruppa anche l'Europa, l'Australia, il Giappone. Però poi tutti questi paesi che Gian ha citato abbiamo lasciato destabilizzazione. Il rischio di destabilizzare la Persia, che si affaccia sul Golfo Persico, sulla rotta del gas e del petrolio, e che si affaccia sull'Asia centrale, insomma, è un rischio che forse non ci possiamo permettere. Ma assolutamente, ma io negli ultimi 20 anni, adesso non ne parlano più per fortuna, ma dicendo periodo Bush, Condoleezza Rice, c'era questa fantastica parola d'ordine: esportiamo la democrazia, no?
Io l'ho visto l'esportazione della democrazia, pensavano forse che la democrazia in Afghanistan, in Iraq, in Libia, pensavano che la democrazia fosse come un frigorifero o una lavatrice che attacchi la corrente e funziona. Non è così e abbiamo combinato solo che disastri che Gian ha già citato. Io sull'Iran vorrei dire che non avevamo bisogno di questa guerra, di questa nuova esplosione nel Medio Oriente, però era inevitabile. A parte la furbizia, la scaltrezza direi politica, se così si può dire, di Netanyahu, citata da Gian, sul governo cade, la corruzione, le cose, però insomma ancora prima del 7 ottobre non solo Netanyahu, gli israeliani hanno sempre detto: se l'Iran arriverà a un punto giudicato di non ritorno, e per non ritorno si intendeva l'arricchimento dell'uranio che poi porta alla bomba atomica, l'Israele sarebbe intervenuta, e così è avvenuto. Hanno colto appunto lo spunto abbastanza anomalo, devo dire, perché Grossi, cioè questo direttore dell'Agenzia Atomica Internazionale che controlla appunto questi livelli di arricchimento, le centrali atomiche eccetera, fa parte dell'ONU, è sempre molto cauto. Invece in questo caso l'ha sparata a 60% di arricchimento dell'uranio. Per dare un'idea, per gli scopi civili ce ne vuole, mi sembra, il 10%, insomma, 5%. Comunque, ecco, 5%. Quindi allora capite che, come dire, anche Netanyahu, nonostante tutte le sue furbizie politiche, quando gli hanno certificato, cioè l'ONU gli ha certificato il 60%, ha detto vabbè, adesso è l'ora di bombardare, insomma, anche perché è vero che dopo ci vogliono magari 1 anno, 2 anni per fare una bomba. Devo anche, fra parentesi, ricordare che Khamenei ha fatto addirittura una fatwa, c'è un editto religioso che diceva no, ma noi lo usiamo solo per scopi civili. Ma Khamenei, come adesso insomma cercherò anche un po' di spiegare, sta perdendo il potere, ma lo ha già perso prima, a favore dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, che sono, alla fine, quando erano giovani, erano questi qua, che ho fotografato in Iran durante la guerra Iran-Iraq, e che si addestravano a Teheran. La guerra Iran-Iraq, magari qualcuno l'ha dimenticata, è durata 10 anni e ha fatto 1 milione di morti, cioè non noccioline, insomma, ecco. E addestravano i Basigi, i giovani volontari della rivoluzione, sotto la neve a Teheran e sotto anche i missili che lanciava allora Saddam, che era il nostro amico, il nostro amicone allora, no? Perché ovviamente combatteva contro Khomeini, contro gli iraniani. Si addestravano a petto nudo e scalzi, gridando Der Bass America, Der Bass Israele, cioè abbasso l'America, abbasso Israele, ma si addestravano ad andare a venire spediti al fronte della palude di Fau e a sminare coi loro corpi, cioè saltando sulle mine per aprire il varco al grosso dell'esercito. Cioè, questa gente, quindi il titolo che scrisse Life, scegliendo questa foto come foto del mese, Marching to be Martyrs, cioè stanno marciando per diventare martiri, cioè per kamikaze, immolarsi, no? Quindi i comandanti dei Pasdaran che sono stati decimati in questi 4 giorni, a cominciare dal comandante proprio dei guardiani della rivoluzione, era tutta gente che si era fatta le ossa in quegli anni, negli anni 80, che era andato a combattere in trincea in una guerra spaventosa. Quindi non sono assolutamente da sottovalutare, però è anche vero. Questa mattina, anzi questo pomeriggio, finalmente sono riuscito a parlare con un mio fixer. I fixer sono quelli che ti accompagnano quando vai i locali, che ti accompagnano a fare questi reportage in zone di guerra, che sono fondamentali, perché sono i tuoi occhi, le tue orecchie, la tua lingua, traducono, e soprattutto talvolta scegliendo una strada piuttosto che un'altra ti salvano la vita, come è capitato con Barzan, che è un fixer curdo con cui abbiamo fatto tutta la lotta contro lo Stato islamico, la liberazione di Mosul, che era la capitale del califfato. Era in Iran perché ha anche dei parenti in Iran, perché in Iran abitano anche tanti curdi,
era in Iran con la famiglia ed è rimasto bloccato, cioè è sorpreso da questo caos. Per fortuna oggi è riuscito a esfiltrare via terra verso l'Armenia. E allora gli ho detto, ma la gente cosa pensa veramente? Cioè l'iraniano medio cosa pensa veramente? E lui mi ha detto, guarda, praticamente tutti, chiaro, Pasdaran no, insomma, no, però praticamente tutti non ne possono più da tempo degli ayatollah, e non solo perché, non so, le donne devono andare col velo, se non vanno col velo, come è successo nel caso di una ragazza curda, Masha Amini, e l'hanno praticamente ammazzata quando l'hanno presa, ma anche per proprio banali problemi economici, l'inflazione, sono sotto sanzione da sempre. Quindi tutti, o quasi tutti, insomma si parla all'80%, vorrebbero il cambiamento, no? Ma nessuno in questo momento oserebbe scendere in strada, anche perché sanno che la repressione sarebbe durissima, e anche perché hanno comunque paura e terrore dei bombardamenti in atto da parte degli israeliani. Difatti chi ha la casetta in montagna o indifferentemente scappa, va via dalle città. Quindi se ci sarà un regime change, un cambio di regime, non verrà dalla rivolta popolare, come dice lo figlio dello Shah, come dicono tutti questi attivisti che vivono da anni all'estero, non hanno neanche più contatti in Iran, che però magari vengono anche finanziati da tempo, per esempio dagli americani e così via. Non ci sarà una grande rivoluzione, almeno per ora se non succede qualcosa di drammatico. Potrebbe esserci, come ho lavorato appunto a questa notizia fino a pochi minuti fa, fino ad arrivare qua a Pordenone, e potrebbe essere invece che, dato che io sono certo che Israele e Netanyahu questa mossa la preparavano da anni, soprattutto i servizi israeliani, e non la preparavano solo per rallentare o riportare all'età della pietra il programma nucleare iraniano, ma la preparavano proprio per risolvere il problema una volta per tutte, cioè tira giù gli ayatollah. E la notizia di stasera è, se sarà confermata, perché poi, come avete sentito a teatro, quello che dicevo, la verità purtroppo in guerra, quella con la V maiuscola, non esiste, no? Quindi c'è molta disinformazione e propaganda. Però la notizia è che Khamenei ha delegato determinati poteri esecutivi anche abbastanza importanti al Consiglio Superiore dei Guardiani della Rivoluzione, che sono la padella alla braccia. Esatto, cioè torniamo là, no? Per questo rispondevo un po' alla tua domanda, che sono diciamo il vero Stato nello Stato in Iran, e non da oggi. La scusa è sono nel bunker, la catena di comando. Appunto, hanno anche minacciato apertamente di eliminarlo, insomma, a 86 anni, potete immaginare. Vuole mandare avanti il figlio, Mojtaba, che è più giovane, ma i Pasdaran avevano già detto ancora prima del 7 ottobre, hanno detto che noi è un'illusione. Perché? Perché anche i Pasdaran, in realtà, che sono uno Stato sono divisi fra la vecchia guardia, fedele al grande ayatollah, a Khamenei e a Khomeini prima, e la giovane generazione, i Pasdaran, che però sono duri, o forse anche più duri di quelli più vecchi, e guarda caso gli israeliani, se sono andato a vedere, hanno eliminato soprattutto la vecchia guardia, soprattutto la cerchia fedelissima di Khamenei, tenendo in piedi quest'altri. Quindi potremmo trovarci di fronte anche, non so, a un golpe persiano, a qualcosa di imprevedibile, magari in qualche maniera pilotato, oppure a una guerra senza limiti, perché certo i Pasdaran sono quelli che appunto marciano per diventare martiri. L'unica certezza è che, avendo messo appunto la mano nel vespaio, si rischia anche di finire a padella a braccia. Spero di no, ma ci mancherebbe un altro Afghanistan, un altro Iraq ai tempi dell'ISIS e così via, e l'Iran è un paese enorme, complicato, pieno di etnie insomma, e quindi tutto questo si riversa direttamente su di noi, anche se sembra lontanissimo, anche solo al distributore di benzina, ma in realtà
se questa storia non finisce dalla padella alla brace, si rifletterà ancora di più. Su tutto il Medio Oriente innanzitutto, quindi di riflesso anche su di noi e anche sui flussi migratori illegali diretti in Europa. Insomma, le conseguenze sarebbero tante. Gli iraniani già scappano adesso, i curdi soprattutto. È ovvio che gran parte della popolazione, piuttosto che affrontare, che non so, una guerra civile, una situazione di totale instabilità o una guerra senza limiti con gli israeliani, prenderebbero e scapperebbero via. E dove vengono? Vengono da noi. Sì, è anche per questo che non capisco questa politica dell'Europa che sembra voler sostenere interventi militari nei quali siamo poi i primi a pagare un prezzo elevato, ma questo forse è un altro tema che meriterebbe una serata a parte. Esatto, ma l'Europa, il problema dell'Europa è che non è un'Europa con la E maiuscola, è un'Europa con la E minuscola, no? Anche in questo caso abbiamo visto, parlano di de-escalation, no? Nel conflitto, ma poi non hanno nessun impatto reale sulla situazione, zero, solo parole. Esattamente. Gian, volevo sollecitarti con un paio di cose che ho scritto recentemente su Analisi Difesa, volevo il tuo parere. Intanto sul piano militare questa guerra rischia di vedere un vincitore o uno sconfitto in base a chi finisce prima le munizioni, perché anche in Ucraina sta andando così, perché l'Iran è una guerra che non si combatte sul terreno, perché i due paesi non confinano, anche se l'altro giorno l'ambasciatore israeliano mi ha colpito, ha fatto una dichiarazione alla stampa italiana dicendo che loro hanno prove che gli iraniani volevano invadere Israele come il 7 ottobre fece Hamas, usando dall'Iraq e dalla Siria. Io sono rimasto perplesso perché l'Iraq non confina con Israele e in Siria gli Hezbollah, le milizie filo-iraniane sono tutte scappate via quando è caduto Bashar Assad, quindi mi ha lasciato un po' perplesso. Ma il confronto è fra i missili che l'Iran lancia colpendo Israele. Israele è molto bravo a parlare delle vittime civili e non ci parla minimamente dei danni che subisce negli attacchi, perché i missili iraniani perforano questi scudi antimissile israeliani e gli fanno consumare molte munizioni. Gli americani stanno aiutando con i missili che hanno sulle navi Israele a difendersi, ma anche gli americani ne hanno consumati molti di missili antiaerei, un po' contro gli Houthi che, vi ricordate, bombardavano le navi, ma anche perché in questi anni hanno rifornito intensamente l'Ucraina, e ci sono alcuni analisti militari, anche anglosassoni, che dicono insomma, noi a difese antimissile ne abbiamo sempre meno, i tempi per produrre questi missili sono lunghissimi, un anno e mezzo, e se l'Iran ne ha davvero così tanti rischiamo di trovarci in Israele senza le difese. Per questo forse Netanyahu spinge per avere al più presto un intervento americano. Faccio caso solo a questo dettaglio, poi ti lascio la parola. Io sono convinto che Netanyahu stia perdendo la guerra. Perché? Perché le guerre si misurano dagli obiettivi. Lui il 27 ottobre del 2023 entra a Gaza con l'obiettivo di distruggere Hamas. Ha distrutto Gaza ma non ha distrutto Hamas. È entrato nel Libano del Sud, ha distrutto mezza Beirut, ma non ha provocato molti morti tra gli Hezbollah, ma non li ha distrutti. Non ha risolto neppure in Cisgiordania e neanche con gli Houthi. Quindi a questo punto giochi la carta dell'escalation, perché se coinvolgi nella guerra l'Iran, e ci aveva provato anche l'anno scorso, poi non ci è riuscito perché l'Iran non vuole entrare in questa guerra, a quel punto obblighi anche gli americani a intervenire. Quindi Netanyahu, per non perdere la poltrona, perché se no perde la poltrona, deve puntare sull'escalation e coinvolgere l'Occidente. E in questo un parallelo io lo faccio anche con Zelensky, perché oggi l'Ucraina non ha nessuna capacità militare né di riconquistare i territori perduti, come si era ripromessa, né probabilmente neppure di conservare quelli che ha, perché i russi lentamente ma avanzano tutti i giorni. E Zelensky stesso, se si negoziasse, senti il mio ardito paradosso, sicuramente si gioca il posto, perché se accetta una pace in cui perde 5 regioni si gioca il posto. E anche lì l'obiettivo qual è? L'escalation, l'attacco alle basi dei bombardieri strategici, con l'obiettivo di coinvolgere nella guerra gli americani e anche la NATO, cioè anche noi. Troppo esagerata questa valutazione? No, assolutamente no. Andiamo con ordine. Hai messo un po' tanti argomenti sul... Allora, partiamo innanzitutto da questo. Allora, la superiorità aerea, no? Invocata ieri da Netanyahu nella base militare di Tel Nof, che è la base da cui partono gran parte degli attacchi all'Iran.
Ma la superiorità aerea, chi non l'ha avuta negli ultimi 70 anni? L'hanno avuta gli americani in Cambogia, dove bombardavano con i B-52. E poi cosa è successo? Che la popolazione della Cambogia sono diventati Khmer Rossi, quelli che hanno seminato l'orrore, il terrore. E la supremazia aerea chi ce l'aveva in Afghanistan? Sicuramente noi, gli americani, l'Occidente, perché più degli aquiloni gli afghani non avevano. E in Iraq chi aveva la supremazia aerea? Ce l'aveva la NATO, ce l'aveva l'Occidente, eppure alla fine non è servito a niente. Ma la supremazia aerea gli israeliani dove ce l'avevano? Ce l'avevano nell'82 a Beirut, quando bombardavano la città per eliminare Arafat e i vertici di Fatah. Ma alla fine come andò a finire? Anche a Gaza. Che nello sdegno internazionale Israele, Begin a quel tempo, l'equivalente di Netanyahu oggi, fu costretto a lasciare che Arafat se ne andasse in Tunisia con tutta la sua guardia. La supremazia aerea Israele ce l'aveva nel 2006 nella guerra contro Hezbollah, tant'è vero anche perché il capo dell'esercito israeliano era un generale dell'aviazione, convinto di poter portare a termine la guerra utilizzando gli F-16 e gli elicotteri. E finì come? Finì con un cessate il fuoco che Israele fu costretto a firmare perché la popolazione non sopportava più le perdite. Ma la superiorità aerea più eclatante dove l'hanno avuta gli israeliani? A Gaza perché Hamas non aveva neanche gli aquiloni degli afghani, aveva i sotterranei, aveva qualche drone, sì, qualche aquilone a motore, insomma, qualche deltaplano a motore, ma insomma avevano l'assoluta supremazia aerea. Ma l'assoluta supremazia aerea non ti fa vincere la guerra, ma soprattutto non ti fa vincere una guerra combattuta a 1500 km di distanza. Una guerra dove pochi giorni tu subirai l'usura della guerra, perché fare una guerra a 1500 km di distanza significa ogni giorno far decollare almeno 50 aerei accompagnati da elicotteri, motovedette, navi, sottomarini che devono garantire la sicurezza di chi venisse abbattuto. E cisterne volanti cisterne volanti che Israele non ha, tra l'altro, che ha dovuto ricondizionare dei vecchi Boeing per trasformarli in cisterne aeree, che adesso gli americani gli stanno mandando. Quindi qual è il grosso problema di Netanyahu? Che ha portato questa guerra, che salverà il governo ma rischia di non dover vincere la guerra. Il problema di Netanyahu in questo momento è riuscire a coinvolgere gli americani, ovvero sia tirare per la giacca quel signore Donald Trump che per tutta la campagna elettorale si è presentato come il pacificatore dell'universo, quello che avrebbe fatto la pace in mezz'ora in Ucraina, in 3/4 d'ora in Medio Oriente, e adesso si ritrova molto vicino a venire coinvolto. E qual è il primo motivo del coinvolgimento? Che senza l'aiuto dell'America di Trump, Netanyahu non riuscirebbe neanche a portare a termine il primo degli obiettivi che si è prefissato, ovvero sia la distruzione delle infrastrutture nucleari, perché il santuario di queste infrastrutture nucleari si chiama Fordow. È un'infrastruttura che si trova a 32 km da Qom, la città santa sciita, è scavato sotto la montagna ed è difeso da una fortificazione di cemento e roccia profonda 80-100 metri. Il grosso problema di quella fortificazione è che nessuna bomba studiata per colpire i bunker, tra quelle in dotazione a Israele, è in grado di superare quegli 80 metri di roccia e cemento. Quindi lì sotto, in ogni caso, anche se ci fosse una totale vittoria, riuscissero a distruggere tutte le altre infrastrutture, lì sotto l'Iran potrebbe continuare a mantenere l'uranio arricchito, potrebbe continuare a mantenere le parti di un eventuale ordigno, e quindi nessuno saprebbe se effettivamente quella guerra è arrivata a successo. Qual è l'unico modo per distruggere questo santuario dell'atomica iraniana? È quello di chiedere l'aiuto a Papa Trump e farsi mandare un B-2, che sono gli aerei stealth bombardieri strategici, che sono in grado di trasportare nella loro pancia 2 bombe GBU-57, no? Se non sbaglio.
che è una bomba che pesa 14.000 kg, ha 2.700 kg di esplosivo e grazie al suo peso e alla sua lega riesce è rotante, una sorta di dardo, ma pesa 14.000 kg, riesce a penetrare fino a 80 metri perché l'unica alternativa invece all'utilizzo di questa bomba sarebbe un'atomica tattica, che ovviamente per ragioni politiche non puoi usare quando sostieni di dover distruggere le infrastrutture. Già rischi di seminare radiazioni attaccando i siti nucleari. Ma qual è il grosso problema di tutto questo? Che se non fosse una guerra sarebbe comico. È che questo, tirando in ballo Trump, che non può fornirgli neanche le bombe, perché quelle bombe devono venire fornite con il pilota che pilota l'aereo e il pilota B2 che arriva sull'obiettivo. Quindi cosa significherebbe? Pieno coinvolgimento americano, entrata dell'America in questa guerra. Ma questo cosa rischia di causare? Questo rischia di incenerire non solo gli impianti nucleari e le infrastrutture nucleari iraniane, ma di incenerire anche la presidenza Trump. Perché come è arrivato al potere Trump? È arrivato al potere col voto dei MAGA, di tutto quel voto popolare americano che lui si è conquistato dicendo basta guerre inutili, torniamoci in America, pensiamo ai nostri affari. Perché? Perché scoppierebbe una guerra all'interno del suo elettorato che è composto da questa parte populista dei MAGA, ma dall'altra parte da una parte a cui risponde anche Trump, che è la cosiddetta parte evangelica, ovvero sia quella parte messianica del pensiero evangelico americano che si sente vicinissima al pensiero dell'ultradestra ortodossa israeliana, che appunto è di ispirazione messianica e vede nella distruzione dell'Iran una sorta di richiamo messianico. Insomma, ecco, Netanyahu ha bisogno di Trump, ma Trump di chi ha bisogno? Ha bisogno di Khamenei, perché è l'unico con cui può trattare e evitare una guerra. Ha bisogno anche di Putin, perché per trattare con gli Houthi e con l'Iran aveva bisogno io trovo capite in che guaio ci siamo messi. La cosa che mi fa sorridere, nonostante la tragicità della questione, è che Trump ha passato un sacco di tempo a dire a Zelensky e ad altri che non avevano le carte per poter dettare le condizioni, e oggi si ritrova che le carte forse non ce le ha lui, perché ha ceduto sulla trattativa in Ucraina. No, ma la cosa più patetica, più triste in tutto questo è che noi europei, che siamo quelli che hanno sempre trattato con l'Iran, che siamo quelli che hanno sempre trattato con Israele, abbiamo trattato il precedente accordo sul nucleare, il 5+1, l'abbiamo trattato noi europei, assolutamente, quello che è stato poi cancellato da Trump. Sì, perché ricordiamolo, l'Iran un accordo l'aveva firmato, l'ha firmato con noi europei, lo mette l'ha firmato con noi europei, si era impegnato a periodici controlli della IEA. Anche con Obama ha firmato con JPCO. Ma siamo stati noi europei che l'abbiamo mediato sostanzialmente. Ma noi con la guerra in Ucraina abbiamo abdicato a quello che era il principale ruolo dell'Europa, fare delle trattative di pace. Dal 2022 noi ci siamo messi al seguito degli Stati Uniti. Siamo stati i cagnolini addomesticati dell'amministrazione Biden e oggi ci lamentiamo di essere stati messi fuori gioco. Fuori gioco ci siamo messi da soli. Sì, è vero, anche perché io penso anche l'Italia, che ha sempre giocato un ruolo, parliamo adesso un po' più di Ucraina, un ruolo di mediatore, cioè di ponte fra l'Occidente e la Russia. L'abbiamo fatto, io ricordo, ero un ragazzino, Gianni Agnelli che inaugura la fabbrica della Fiat a Togliatti con Brezhnev, Berlusconi. Poi, ma io ho vado più indietro, dai miei ricordi di bambino, di ragazzino, era il 73 credo, o 10 anni. Ricordiamoci che Mattei invece faceva affari con l'Iran, contro le 7 sorelle americane che cercavano di portarci via il petrolio che compravamo. Già quando ci fu l'accordo sul nucleare iraniano nel 2015, l'Italia aprì crediti per 30 miliardi di euro per attività delle aziende italiane in Iran. C'erano già gli ayatollah, però evidentemente non erano così, perché poi c'è questa cosa un po' curiosa, per cui gli ayatollah sono islamici cattivi e io certo non sono un fan di nessun regime islamico, però Al-Jolani, ex ISIS, ex Al-Qaeda in Siria, oggi gli andiamo a stringere la mano tutti. È tough guy, un bravo ragazzo. Che tra l'altro è un personaggio che ha qualche responsabilità anche nella strage dei nostri a Nassiriya, vorrei ricordare, perché era uno dei luogotenenti di Zarqawi, e su questo anche tu, Fausto, hai tanti ricordi. Ecco, però diciamo l'Italia, rinunciando al ruolo di ponte e schierandosi col governo Draghi allora
sulle posizioni di Biden, abbiamo poi regalato questo ruolo di mediatore ai nostri grandi rivali che ci sono nel Mediterraneo e che sono, basta guardare la mappa geografica, i turchi, che infatti vorrebbero entrare anche nella mediazione fra Iran e Israele, ma fanno un po' fatica perché hanno appena sempre detto che Netanyahu è un criminale e andava messo in galera. Ma adesso torno da te, Fausto, abbiamo qualche minuto, vediamo di fare un punto anche sull'Ucraina. Sembrava che ci fossero dei margini per poter arrivare a una trattativa. I russi hanno posto delle condizioni, vogliono il controllo di quelle 4 regioni che non controllano interamente, ma in parte significativa sì, una Lugansk ormai è tutta loro, più la Crimea. Gli ucraini non vogliono accettare di cedere territori, io penso perché sarebbe poi la fine per Zelensky. Ma che alternative ci sono a una pace oggi, secondo te? Tu che l'Ucraina l'hai battuta in lungo e in largo. Prima mi hanno fatto firmare una copia del libro Ucraina che ho scritto perché considero questa guerra anche un po' la mia guerra, perché l'ho vissuta insomma anche un po' sulla mia pelle. E io continuo a sperare, magari contro la realtà dei fatti. Ci sono stato l'ultima volta appunto febbraio-marzo, il 3° anniversario, no? dell'invasione, anche se la guerra durava da 8 anni prima, insomma, ma ce l'eravamo dimenticata e questo è stato il grande errore, avevamo messo tutto sotto il tappeto, tanto è là e poi ci è esploso in faccia. Ma continuo a sperare anche magari contro la realtà dei fatti che questo non sia il 4° anno di guerra, ma sia il primo di una pausa. Allora, la pace con la P maiuscola, scordiamocela, è fuori discussione, perché la pace con la P maiuscola significherebbe l'istituzione di territori, rispetto al diritto internazionale, tutta una serie di cose che in guerra poi insomma sono molto così campate per aria. Però la vera soluzione, penso non da oggi, è quella di congelare questo conflitto, cioè congelare la linea del fronte. L'unica soluzione, forse un domani accettabile, è quella stile 38° parallelo fra Corea del Nord e Corea del Sud. Non è mai stata firmata una pace, niente, non c'è nessun pezzo di carta che dice abbiamo fatto la pace rispetto a quella guerra dell'altro secolo. Semplicemente è una tregua che è durata con anche gli americani nel sud, però comunque è durata fino ad oggi, esatto, nel bene e nel male. Questo però al momento è impossibile per tutte e 2 le parti, per dire il vero. I russi, Putin vorrebbe anche territori che non ha già occupato e questo penso che sarà insomma abbastanza inaccettabile, e quindi questa estate si massacreranno bellamente, perché poi d'estate insomma cominciano le offensive, non c'è l'inverno, insomma è sempre così purtroppo, e quindi ricomincia la mattanza, perché i russi dovranno almeno nella testa di Putin arrivare a conquistare tutto il Donbass, perché poi qua continuano a dire, so che anche voi la pensate diversamente da me in questo, cioè i russi hanno vinto eccetera, ma come dire, l'invasione è partita pensando di arrivare fino a Kiev, e c'è praticamente arrivata, di buttar giù con una specie di colpo di mano o colpo dei corpi speciali che andavano a prendersi Zelensky, il governo di Zelensky, di metterci là un Quisling e praticamente di risolvere così il problema dell'Ucraina, che non sarebbe esistita più. Beh, non è andata così. E dopo 3 anni di guerra è una montagna enorme di morti e di feriti da una parte, dall'altra, alla fine le truppe russe sono ancora che avanzano, che hanno l'iniziativa, ma avanzano con una lentezza esasperante, direi, sotto certi aspetti, nel senso che non sono ancora riusciti a prendersi tutto il Donbass, che era il nodo del contendere e che effettivamente è veramente un buco dimenticato da Dio degli uomini nell'est del il problema, Fausto, è che il problema è che il nodo del contendere non è il Donbass, di cui Putin inizialmente gliene fregava assai poco. Il nodo del contendere è Putin l'ha ribadito adesso quando ha dettato. Il nodo del contendere è la NATO, no? Esatto. Bene, e che risultato? Il punto del contendere è l'influenza della NATO nelle regioni ex sovietiche. Questo è quello che Putin ripete
ripete dal 2007 al Certo, congresso di Monaco. certo. E ha ripetuto anche adesso. Allora, ha detto. Una volta però, se no... Allora, Aspetta, finisco, Fausto. Putin aveva molte ragioni, le ha perse tutte. Sì, ma non è questione di perderle. Le ha perse tutte nel momento in cui invadi un paese, dal mio punto di vista, con 150.000 uomini. E poi soprattutto guardiamo il risultato. Putin ha visto la Caporetto afghana, ha sentito nel 2021, cioè il disastro che abbiamo fatto in Afghanistan, e con la drammatica evacuazione da Kabul, ha sentito Macron che diceva in quei frangenti che la NATO è in coma cerebrale, no? Le esatte parole, in coma cerebrale. Noi tutti anche avevamo scritto, effettivamente abbiamo fatto una figura terribile, e ha pensato che poteva tirare la zampata. Ma il risultato ad oggi qual è? Che la NATO ha 2 paesi membri in più, di cui uno, la Finlandia, ha 1000 chilometri di confine con la Russia. Sì, ma il risultato qual è, Fausto? Che l'Ucraina ha 1 milione di cittadini in meno perché sono morti sul terreno. No, purtroppo un milione no, morti e feriti, e sicuramente non ha più la forza di combattere, Fausto, e non resisterà oltre il prossimo inverno. Questo è il problema. Visto che sono in mezzo, però io faccio questa valutazione, al di là del fatto che chi debba vincere o non debba perdere non dipende dai nostri punti di vista, ma dipende dallo sviluppo della situazione sul terreno. A me sembra che oggettivamente è vero quello che tu dici, Fausto, però le cose sono cambiate. Il primo errore di questa guerra lo fanno i russi pensando di fare una passeggiata. Blitzkrieg. Il secondo, ma pensando anche di combattere poco, perché c'erano 50.000 Rosguardia con loro, guardia, diciamo, milizia per l'ordine pubblico. Il secondo errore lo facciamo noi pensando di logorare la Russia in questa guerra, perché in questo momento... quello è tutto un altro discorso. No, però voglio dire, oggettivamente noi oggi possiamo avere una possibilità che gli ucraini resistano o riconquistino il territorio. No, allora... Arestovich, che è stato consigliere per tanto tempo di Zelensky, ha detto: l'Ucraina può negoziare oggi e perdere 4 regioni più la Crimea, oppure può combattere altri 6 mesi e perderne 8. Adesso a me interessa poco il tifo, mi interessa però penso che l'Italia nella seconda guerra mondiale ha perso l'Istria, la Dalmazia, il Dodecaneso, l'impero coloniale, ma poi siamo rinati, siamo diventati anche la 4ª potenza economica del mondo. Se l'Ucraina viene devastata... L'Istria e la Dalmazia l'avevano occupata, difatti quando sono arrivati a Trieste che non avevano occupato, poi se ne sono anche andati. Abbiamo perso tanti territori, anche la Savoia, no? Sì. Però se l'Ucraina sopravvive pur perdendo dei territori, potrà ritornare a essere uno Stato. Sì, ma per concludere, cioè per rispondere alla domanda, appunto, la mia idea, che tra l'altro ho esposto anche a uno dei principali Podolyak consiglieri di Zelensky nell'intervista che gli ho fatto appunto dopo il terzo anno, anzi dopo la figuraccia, le scene con Trump alla Casa Bianca eccetera, è che questo conflitto va congelato, ma va congelato sulle linee del fronte che ci saranno evidentemente a fine estate, e invece dovranno volerlo gli uni gli altri. Uno, perché comunque i russi avanzeranno quest'estate e spero che si accontentino. 2, perché gli ucraini devono rendersi conto che se vanno avanti potrebbe finire ben peggio. Questo è il punto. Questo è il punto. Volevo anche se io temo che se finisse peggio per gli ucraini, cioè nel senso, se i russi decidessero di tornare al vecchio piano iniziale, non so, strabordare oltre queste 4 regioni, Odessa, tornare magari verso Kiev, che ne so, verso la Transnistria, esatto, la Transnistria, insomma combinarne di altre, di tutto di più. Io penso che comunque dei signori che si chiamano inglesi che contrastano i russi fin dall'inizio in una reedizione moderna del grande gioco, cioè di uno scontro imperiale fra imperi che però non ci sono più in realtà, cioè nel senso gli inglesi ce l'hanno nella testa l'impero ma non ce l'hanno, i russi solo nella testa. Io definisco adesso Putin il nuovo zar, quindi non quello che vuole la ricostituzione dell'Unione Sovietica ma della grande Russia, ma insomma io penso che gente come gli inglesi, e tirerebbero dentro altri baltici, forse i polacchi, potrebbero anche intervenire, e allora penso che non sia il caso proprio
proprio di ritrovarci con la terza guerra mondiale nel cuore dell'Europa, insomma. Per questo lo stesso Podoglia, quando gli ho posto queste domande, mi ha detto, la risposta è stata alla fine anche noi auspichiamo che ci sia almeno una pausa, e che detto dagli ucraini una pausa, cioè è come dire detto dagli ucraini una pausa, che sono fatti di granito come i russi, no? È un grandissimo successo che penso neanche, cioè che ovviamente un giornalista lo possono dire, insomma, ecco, su un giornale lo possono dire, però è già qualcosa, ecco. Una questione di pragmatismo. Il capo dei servizi segreti militari ucraini, Budanov, ha detto che l'Ucraina da luglio in avanti, per le perdite subite, rischia la disgregazione, come è stato, e l'ha detto certo non un putiniano come Budanov. Putin gli avrà messo anche una taglia, credo, su Budanov. Però volevo sentire la tua valutazione, già anche perché tu, Fausto, ha passato tanto tempo in Ucraina con gli ucraini. Tu sei uno dei pochissimi giornalisti italiani che ha fatto il reporter di guerra in questa guerra, seguendo i militari russi, anche i reparti Akhmat di ceceni. Io lo so bene perché la mia rivista ha pubblicato i reportage di entrambi, uno sul fronte ucraino e l'altro sul lato russo, quindi anche queste esperienze che tu hai avuto forse ti hanno permesso di farti un'idea anche della situazione dal lato russo del fronte. Mi ha consentito di farmi un'idea, e mi consente di dire oggi che noi abbiamo ancora un'idea, che è quella dell'esercito russo del 2022, che era un esercito piagato da una corruzione che era durata per 20 anni e che aveva messo l'esercito russo veramente non in grado di combattere. Dal 2023, dalla fine del 2022 anzi, con l'imposizione dell'economia di guerra da parte di Putin, sono cambiate tutte le cose. Oggi la Russia sforna carri armati a pieno regime, la gran parte dell'economia russa è basata sull'economia di guerra. Scusami, Rutte, segretario generale della NATO, ha detto che la Russia produce in 3 mesi le armi che tutto l'Occidente produce in un anno. In un anno, esatto. Quindi noi dobbiamo anche fare i conti con questo. L'Europa che a un certo punto tira fuori i denti e dice se non c'è l'America contrasteremo noi la Russia. L'Inghilterra che fa un piano di riarmo da avviare, che tra l'altro è economicamente allo sbando l'Inghilterra. Loro stanno disarmando, perché spendendo di più possono tenere di meno, perché i costi sono molto... Gli unici che possono effettivamente riarmarsi, perché hanno un tesoretto da investire, sono i tedeschi, che probabilmente quando dicono qualcosa la fanno, quei 1.000 miliardi che hanno messo... Anche i polacchi lo stanno facendo, anche i polacchi, però i polacchi sono divisi al loro interno anche, perché c'è una parte che sicuramente è pronta a tutto pur di fermare la Russia, dall'altra c'è anche una parte di contadini che è pronta a tutto pur di fermare gli ucraini, che vendono il grano le loro ucraino, patate, il loro grano granaio d'Europa. C'è la questione degli estremini di Volhynia che... Quindi c'è una situazione molto complessa. I confini sono... Io dico, alla fine di questo inverno, in cui i russi saranno avanzati ancora, in cui l'Ucraina sarà uno stato stremato effettivamente, Zelensky riuscirà a restare al potere ancora? O forse gli stessi ucraini non chiederanno un compromesso, una fine di un conflitto che è devastante per loro? E noi europei andremo a salvarli? Io ne dubito sinceramente. Bene, grazie per i vostri contributi, grazie a voi per la vostra attenzione. Abbiamo spazio per un paio di domande, se qualcuno di voi vuole porre qualche domanda, e poi chiudiamo con un altro video. Prego, mi raccomando domande, così abbiamo tempo per rispondere. Avete parlato fino a questo momento di Russia, Israele, Iran e tutto questo. Il quarto o quinto incomodo, Xi Jinping, punto di domanda. Mi impressiona particolarmente perché mi dà sempre l'impressione di questa faccia di creta, no? Che a un certo punto stia aspettando che l'Occidente al completo si spacchi le ossa per poi dopo intervenire. Pretesto Taiwan. Primo, questa è una domanda sola. E la successiva è questa. Potrebbe sembrare una domanda, diciamo, banale, semplicissima, no? Ma
cosa passa nella testa di Trump, per piacere? Vabbè, se fosse il suo sì che è una bella domanda. Se fosse il suo psichiatra... Perché mi assomiglia tanto a un venditore di patate, mi sembra. Perché Guardi, quello che dico adesso non è valido fra mezz'ora. Alla seconda le rispondo io, poi lascio la parola già per la prima. Allora, purtroppo abbiamo una brutta tendenza, no? Perché prima avevamo un presidente americano che, come avevamo visto tutti, per motivi di malattia, poveretto, non era lui che faceva il presidente, non si è ancora capito chi lo facesse al suo posto. Hanno dovuto aspettare un dibattito con Trump elettorale per capire che non era proprio nel pieno delle sue facoltà. Adesso ne abbiamo un altro che ogni giorno dice una cosa e il giorno dopo dice il contrario e anche il giorno stesso, perché dice delle cose, dichiara delle cose davanti alle TV e poi ne scrive altre su Truth, no? Quindi io, non essendo il suo psichiatra, faccio fatica a rispondere alla sua domanda, alla seconda domanda. Per la prima, Gianni Calessin credo potrà darle una risposta. Fra tutte le cose strampalate che inanella Trump, ce n'è una sola che ha detto di giusta. Dobbiamo riportare la Russia nel consesso internazionale, perché altrimenti tutte le risorse della Russia andranno a fortificare chi? E andranno a fortificare la Cina. Il petrolio russo andrà nelle mani della Cina e contribuirà a creare la sua macchina militare, le terre rare russe andranno alla Cina, le risorse, le materie prime andranno alla Cina e la Cina diventerà la vera prima grande potenza mondiale. Quindi da questo punto di vista questo è l'unico vero ragionamento che è giusto che è riuscito a fare. È vero che noi non abbiamo parlato della Cina questa sera perché purtroppo in un'ora abbiamo avuto a stento il tempo di parlare delle guerre già in essere. Ma quello che è evidente è chiaro che la Cina punterà innanzitutto a riprendersi Taiwan, è scritto nel programma di Xi Jinping, quando parla di rivitalizzazione del popolo cinese, quando parla di riunificazione del popolo cinese, ha già messo delle date che vanno da qui a 20 anni, insomma, per cui si riprenderà Taiwan, ma vista l'attuale crisi potrebbe farlo anche dopodomani. Perché se domani lui si riprendesse Taiwan, probabilmente Trump risponderebbe: beh, ma facciamo un accordo economico, Taiwan in fondo non ci serve tanto, ci mettiamo qualche fabbrica di microprocessori da qualche altra parte, magari in Olanda, e l'unico problema di Taiwan, che è quello di fare i migliori microprocessori del mondo, lo risolviamo così. Ma lei ha detto giustamente, il vero grande nemico di cui l'Occidente e l'Europa non si rende conto, e neanche gli Stati Uniti si sono resi conto quando dal 2022 hanno cercato come primo obiettivo di mettere in ginocchio la Russia, e non si sono dimenticati che chi ne ha tratto vantaggio è stata innanzitutto la Cina di Xi Jinping. Ricordiamo anche che finché la Cina è una potenza continentale non crea problemi agli anglo-americani, per dire le due potenze marittime per eccellenza. Destabilizzare la Russia, che è stato l'obiettivo di Obama e di Biden, serviva a creare un grosso problema alla Cina proprio in Asia, perché la Russia è il più grande paese del mondo lungo 11 fusi orari. Il fallimento di quella strategia, Trump fa suo l'analisi, cioè quella strategia è fallita. Oggi Russia e Cina sono più unite di prima, con l'Iran e la Corea del Nord. Guarda caso Trump, che ha dichiarato, speriamo che non cambi idea, di voler passare alla storia come pacificatore, dovrà negoziare con la Russia, con l'Iran, con la Cina e con la Corea del Nord, con cui proprio Trump aveva iniziato un dialogo con Kim Jong-un già nel suo primo mandato. Per fare questo ha bisogno di avere un buon rapporto con Putin, e infatti quando cominciano i colloqui in Arabia Saudita, russi e americani non parlano di Ucraina, parlano di ripristinare le loro relazioni diplomatiche, politiche e successivamente alla pace anche economiche. Quindi Trump fa una valutazione molto pragmatica, poi adesso vediamo se si sta perdendo oppure no per strada. C'è un altro spazio per un'altra domanda, se quella signora. Sì, poi c'è il signore. Anche il signore, facciamone altre due. Le raccoglie tutte e due, esatto. Prima la signora però. Prima la signora che ha alzato la mano per prima. Grazie. Mi sentite? Sì. Certo. Allora, mi lego al cenno sui britannici. Una breve esegesi mia personale degli ultimi decenni, dalla fine della seconda guerra mondiale, quando l'impero si è disfatto, vedo che i britannici mettono lo zampino dappertutto per dividere tutto e poter comunque ad avere il controllo.
Cioè i britannici intervengono nel conflitto ucraino perché il primo ministro di allora si precipita e convince Zelensky che vinceremo. I britannici nel 1947 consegnano un territorio a Israele, da dove nello 072 d.C., no? Un imperatore romano li aveva cacciati via perché erano troppo irrequieti. Quindi cito solo questi 2 episodi per non allungare. Ma tanti altri eventi, senza l'appoggio dei britannici, gli ucraini non avrebbero potuto farli. E tutto questo, come lo vedete voi che avete più opportunità di conoscere la situazione? Grazie. Grazie signora. Beh, la perfida Albione, insomma, cioè, come dire. Ah sì, prendiamo prima anche l'altro. Cerco di essere telegrafico, 2 suggestioni su cui vorrei avere il vostro parere. Il primo, il gioco delle parti. Voglia Dio che io abbia torto, perché sennò veramente saremmo nella merda letteralmente. Il gioco delle parti che c'è tra Stati Uniti e Israele, nella misura in cui Israele ha attaccato in un momento in cui almeno formalmente si stava ancora trattando, tant'è che era in programma l'incontro in Oman, no? Mi ricorda, mutatis mutandis, mi ricorda lo stesso gioco delle parti che si creò nel 1956, quando, durante la crisi di Suez, quando Israele attaccò il 29 ottobre e Francia e Gran Bretagna facevano finta di fare da paceri, da mediatori, salvo dire ritiratevi a 20 km dal canale, sia voi israeliani sia gli egiziani, se non lo farete interverremo noi con i lanci di paracadute. Dopo l'errore fu che tagliarono fuori gli Stati Uniti e chiaramente gli Stati Uniti trovarono un accordo. Qui in questo caso non c'è a monte un socio tagliato fuori, quindi la situazione a mio avviso è peggiore che nel 1956. Questa è la prima suggestione. La seconda, e la dico da conoscitore abbastanza profondo del mondo russo, è questa. Putin non si limita solamente, è un elemento sicuramente, a rimarcare da ormai 15 anni l'avvicinamento costante della NATO, ma Putin si sente anche un riunificatore del Ruskij Mir, del mondo russo. Vale a dire, noi abbiamo fatto l'errore come Europa di immischiarci in una guerra civile fra slavi orientali, né più né meno. Ora, Putin ha questa intenzione di riunificare questo mondo russo, e mi ricorda molto, lo so che è azzardato come parallelo, ma la figura di Lincoln che voleva sì liberare gli schiavi, ma non era il suo obiettivo principale. Il suo obiettivo principale era ricostituire l'unità degli Stati Uniti. Solamente dopo è arrivata anche l'emancipazione degli schiavi. Quindi credo che anche la guerra, quella che per me è una guerra civile tra slavi orientali, terminerà tra 7 e 8 mesi, non di più. Vuoi rispondere tu alla signora? Sì, ma l'avevamo anche già detto, no? Allora, la perfida Albione, gli inglesi hanno ancora l'impero nella testa, anche se non ce l'hanno poi più a livello territoriale, diciamo, e sono quelli che, c'è la famosa frase di Zelensky, no? Che è riportata qualche mese dopo dal Time, che quando gli americani gli mandano, io ero là proprio a Maidan, l'unico di fronte a Maidan, che significa piazza, poi Maidan non è che significa granché, e gli americani vogliono mandare questo elicottero per evacuare Zelensky, perché questa colonna di russi, che comunque non avrebbe mai potuto occupare militarmente la capitale, no? Ma che doveva crollare dall'interno, e di fronte all'offerta dell'elicottero Zelensky dice non voglio, insomma, venire evacuato l'elicottero, mi servono bullet, no? Mi servono munizioni per combattere. In realtà lo disse perché i servizi segreti inglesi e anche probabilmente i corpi speciali inglesi erano già presenti sul terreno e fermarono
quelle azioni che prevedeva il piano di Putin dei corpi speciali degli Spezia, che erano arrivati a 1800 metri dal palazzo presidenziale, travestiti perfettamente da ucraini con divise, camion eccetera, e a 1800 metri ci fu un'imboscata organizzata dalle forze rimaste in quel momento, perché eravamo all'inizio dell'invasione ucraina, e questo fu organizzato dagli inglesi. Quindi gli inglesi salvarono letteralmente la pelle a Zelensky, o quantomeno lo salvarono dalla cattura, e cominciarono a ribaltare le sorti del conflitto, doveva essere una blitzkrieg eccetera, come abbiamo detto prima. Però non fecero solo questo, e continuarono a aiutare gli ucraini. Spesso adesso si dimentica, appunto parlando prima della vittoria dei russi, che secondo me è una vittoria di Pirro anche sul terreno, insomma, e vedremo anche come andrà quest'estate, perché comunque, ripeto, sono fatti dello stesso granito, questo ha ragione, una guerra fa slavi fatti dello stesso granito. Dicevo che anche grazie agli inglesi e non solo, agli americani, c'era Biden, cioè gli ucraini, con le buone o con le cattive, con accordi poi disattesi di Istanbul, con ritirate strategiche da una città, grande città, Kherson, che Putin avrebbe detto non ci saremmo ritirati mai ci ritireremo qua, e hanno ripreso il 50% del territorio che era stato occupato all'inizio in quei primi mesi, che non è poco. E questo grazie anche agli inglesi. Gli inglesi hanno di fatto loro, con l'aiuto di qualche marinaio ucraino, insomma di qualche corpo speciale ucraino, hanno fatto a pezzi la flotta del Mar Nero, che non era, come dire, una grandissima flotta, ma neanche poco, insomma, anche simbolicamente. Ecco, è stato grazie agli inglesi che gli ucraini avevano questa sorta di copia dei MAS io ho visto i filmati proprio con il satellite di Musk, di Starlink, inchiodato sul ponte, e che sono andati ad affondare gran parte della flotta. Hanno preso 306 navi, a cominciare, grazie alle informazioni satellitari degli inglesi, con un missile antinave, se non sbaglio, il Mosca, che era un ferrovecchio, però era pur sempre l'ammiraglia della flotta, insomma. E io sono convinto che tutte le operazioni che sono state fatte oltre cortina, si sarebbe detto una volta, cioè in territorio russo, da parte dagli abilissimi intelligence militare di Budianov, che ha questi corpi speciali addestrati dagli inglesi, siano stati fatti anche grazie alle informazioni degli inglesi, compreso l'ultimo, che assomiglia molto a quello che in piccolo ovviamente, che in grande ha fatto poi il Mossad. Lavrov l'ha detto chiaramente, in questi giorni. Ci sono gli inglesi. Come? Lavrov l'ha detto chiaramente. Sì, ma questo è un dato di fatto. Quindi gli inglesi si mettono sempre lo zampino e sono i più abili ad applicare il divide et impera, insomma, no? Ma secondo me è proprio lo scontro fra due imperi che non ci sono più, ma sono rimasti nella testa, insomma, degli uni e degli altri. Diciamo che l'Inghilterra, per continuare a dare 3 miliardi all'anno all'Ucraina, ha tolto con questo governo sussidi elettrici a 300.000 famiglie indigenti, quindi l'impero viene ostentato ma non c'è più. E però su questo tema tu, Gian, hai intervistato Oleg Tsarov, che guidava quella spedizione russa che doveva prendere Kiev, e quando l'ho intervista, l'abbiamo pubblicata, lui ti dice gli inglesi ci hanno fregato, no? Lui dice non solo gli inglesi ci hanno fregato, dice anche noi avevamo fatto praticamente il cessate il fuoco con gli ucraini il 30 marzo. Sì, però sul blitz iniziale lui ti dice sul blitz iniziale siamo stati fregati dagli inglesi, certo, lo dice, lo ammette, dice sono stati loro che, se no Zelensky se ne sarebbe andato via sull'elicottero, invece gli inglesi gli hanno detto di restare, hanno dato messo le truppe sul terreno che gli hanno consentito di restare, ma non solo. Cioè, il primo cessato il fuoco era stato firmato il 30 marzo del 2022, poi arriva Boris Johnson che dice: caro Zelensky, tu questo cessate il fuoco non lo puoi fermare né ora né mai, perché noi non ti garantiamo più niente. E quindi da quel momento il cessate il fuoco, che era stato già deciso e concordato a Istanbul con la mediazione dei turchi, viene messo nell'archivio e viene dimenticato, e lì gli ucraini hanno perso la possibilità di una pace che sarebbe stata sicuramente più proficua di quella che otterranno oggi.
Ecco, su quelli suoi riferimenti... Su quello del Novi Mir, sì, anch'io. Rispondi pure tu, già che hai la parola, continua. No, è assolutamente vero questo. Non dimentichiamoci che perché Putin entra in guerra. E Putin l'abbiamo tirato in guerra perché poi l'abbiamo ammesso noi stessi occidentali, l'ha ammesso la Germania, l'ha ammesso la Francia, perché gli accordi di Minsk a cui lui credeva non sono mai stati rispettati. Questa è la verità, ma questo l'ha detto sia la Merkel sia Macron. Non abbiamo rispettato quegli accordi, li abbiamo fatti solamente per prendere tempo, perché ci fosse il tempo di armare e addestrare l'esercito ucraino. Affermazioni non gravi quanto quella di Trump quando dice: sapevo che il mio amico Netanyahu avrebbe fatto la guerra, ma non potevo fare niente. Sono entrambi due mediazioni fallimentari, due mediazioni che hanno portato a due guerre. Fammi aggiungere Gian, il mitico segretario generale della NATO, quello precedente, Stoltenberg, che al giornalista che gli dice: ma però gli ucraini, cavolo, sono molto bravi, combattono, tengono testa ai russi, quindi con capacità e eroismo. E lui risponde: certo, è dal 2014 che li addestriamo per fare la guerra ai russi, lasciando un po', che è esattamente quello che dice Putin, poi no, quindi una gaffe non da poco, scusa. No, più o meno questo. E sulla questione invece che ha posto lei, per concludere, del confronto, questa guerra, io ho sempre scritto fin dall'inizio che è anche una guerra civile, per una ragione. Anche le incursioni che si fanno lo dimostrano, perché questi popoli si sono mischiati per secoli. Allora è normale che ci siano degli ucraini che vivono in Russia e che fanno gli informatori per Kiev o gli infiltrati, così come è normale che ci siano in Ucraina delle persone che fanno gli informatori per i russi, magari dicendogli dove vengono nascosti i mezzi occidentali che vengono portati di notte dal confine polacco. Ma poi c'è un dato di fatto: dei 750.000 soldati russi che combattono lungo la linea che va dal confine di Kursk fino ai fronti ucraini, 110.000 sono ucraini dell'est. Quindi questa è anche una guerra civile. E poi Fausto, tu spesso hai raccontato in tante occasioni che quando lui andava, puoi raccontarlo tu, nei villaggi dove si combatteva c'erano persone che stavano lì sperando che i russi venissero respinti e altri che stavano lì sperando che i russi entrassero a liberarli, no? Sì, tra l'altro in una cittadina che da allora, che è un caso abbastanza più unico che raro, si chiama Siviersk, è ancora in mano agli ucraini, non so per quanto, è proprio sulla linea del fronte. Tutti i civili vivevano nelle stesse condizioni, cioè con gli scambi di artiglieria sopra la testa, senza acqua che veniva portata dalle autobotti quando arrivavano, con pochi viveri e soprattutto senza gas, pensate, d'inverno, e che si cucinavano insomma la roba da mangiare con la legna. Ed ero andato proprio in questo quartiere popolare, diciamo, dove solitamente la gente che aveva pochi soldi non scappava, ecco, quindi il 70% erano già scappati, il 30% erano rimasti, soprattutto in questo quartiere popolare con i casermoni costruiti ancora ai tempi sovietici, insomma classici, terribili, grigi, popolari, e c'era un'unica strada. Mi avevano detto di questa storia, ma non credevo finché non sono andato a toccarla con mano, che sulla parte destra della strada, e non so perché tutti sulla parte destra, vivevano quelle poche famiglie che tutti quanti avevano lo stesso destino, cioè nel senso, di notte tutti scendevano in cantina e dormivano in cantina, cioè non è che c'erano differenze, no? Per via dei bombardamenti. A parte destra della strada c'erano le famiglie che anche coraggiosamente ti dicevano: noi aspettiamo davanti alla telecamera i russi come liberatori, e uno restava un po' così. 4 passi più in là, sulla parte sinistra della strada, trovavi le stesse famiglie, i civili, che ti dicevano, piangenti: per favore continuate a darci le armi perché altrimenti qua arriva Putin. Cioè, questa è la situazione a Chiazza del Leopardo del Donbass. Fuori dal Donbass è un po' diversa. Ultima cosa, dopo chiudiamo, sì? No, se non ci sono altre domande. Volevo rispondere alla madre Russia, alla Rus, no? Io l'ho capita questa, e per questo ho definito Putin un nuovo zar, e non tanto legato all'ex Unione Sovietica, che per lui è stato il dramma epocale della sua vita, eccetera, essendo stato anche un ex ufficiale KGB. L'ho capita proprio in Crimea, quando hanno preso hanno annesso la Crimea, perché mi sono trovato di fronte a un ufficiale sovietico
ancora con la maglietta a strisce degli afghanschi, quelli che avevano combattuto per l'Unione Sovietica in Afghanistan, che comandava questa difesa popolare messa su ovviamente dai russi, e a Simferopoli, cioè il capoluogo della Crimea, e poco più là a Sebastopoli mi sono trovato un signore vestito completamente di nero. A un certo punto, quando mi sono avvicinato, ho detto, ho riconosciuto, che si presentava come atamano dei cosacchi, o meglio erede dell'atamano dei cosacchi, perché era suo padre e suo nonno erano atamani, che aveva rispolverato la vecchia divisa cosacca e sventolava una bandiera con il faccione dell'ultimo zar, no? Cioè a pochi chilometri di distanza, andando nel Donbass quando stava iniziando il conflitto. A Donetsk c'erano, quando hanno circondato il palazzo del governatore, c'erano i cosacchi, però c'era anche un bel faccione di Stalin sull'ingresso del palazzo occupato, c'era la statua di Lenin, c'erano i ragazzi di 18 anni che sventolavano una bandiera con divieto per l'Unione Europea, cioè le stelline, ma il simbolo del divieto, e quello si capiva, e un'altra bandiera che neanche io conoscevo. Allora mi sono informato, cerca, chiedi, fa, non era la bandiera russa, non era la bandiera del vecchio zar, era la bandiera della Novorossia, che andava, quindi Putin ha rispolverato, no? La vecchia Russia, la grande Russia, tenendo assieme realtà che si sarebbero scannate, cioè il clero ortodosso, i cosacchi, gli ex comunisti, i nostalgici dell'Unione Sovietica, in nome appunto della Grande Russia e anche della guerra in Ucraina. Questo è verissimo, insomma. E non è quindi solo la banale ricostituzione, banale per modo di dire, dell'Unione Sovietica. Ma Novorussia non era un miraggio inventato, erano i territori conquistati da Caterina la Grande, certo, proprio lì nel Donbass. Certo. Sono quelli che oggi però qualche secolo prima, qualche annetto prima. Sono quelli che oggi permetterebbero alla Russia di avere una continuità territoriale tra il suo territorio, l'Ucraina meridionale, e la Transnistria, che fa parte di quella Moldavia, anche se ne è staccata, che un tempo era parte dell'URSS. Quindi insomma la storia e la geografia si mischiano. Io concludo la serata con un video, perché c'è un'altra iniziativa che stanno facendo Gian e Fausto per ricordare un grande reporter che era anche un loro grande amico, che è Almerico Griz. Però prima di lasciare lo spazio a questo video, io vi ringrazio per essere rimasti. Spero che si veda, o se si riesce un po' ad abbassare le luci, ma nel frattempo... Così chiudiamo col video. Però intanto vi ringrazio per l'attenzione. Forse tante risposte non siamo riusciti a darvele, ma magari qualche elemento in più di riflessione sì. Grazie. Volevo concludere con di nuovo una breve presentazione di un documentario che abbiamo realizzato assieme a Gian, assieme a Davide Arcuri, il videomaker che ha realizzato queste immagini bellissime, in Mozambico pochi mesi fa, e che verrà presentato in Senato il 25 giugno per due motivi. Il primo, forse quasi, non dico il più importante, ma significativo anche per tutto quello che abbiamo detto questa sera: tutte le guerre prima o dopo devono finire, e però quando finiscono bisogna avere anche la forza di voltare pagina, veramente, e spesso non è stato così, anche a casa nostra per esempio. E poi cosa resta? Resta solo il doveroso ricordo dei caduti da tutte e due le parti. E noi in Mozambico, fra i tanti che sono caduti nella guerra civile, che per fortuna è finita grazie alla mediazione italiana della comunità di Sant'Egidio e dell'allora neanche vescovo Zuppi, che oggi è cardinale, e poi è stata garantita dagli alpini di una missione italiana, forse una delle poche missioni di pace dell'ONU che sono riuscite quantomeno a fermare definitivamente quel conflitto fra i guerriglieri della Renamo e i governativi del Frelimo.
abbiamo non un caduto qualunque, ma abbiamo il nostro fratello, sto parlando appunto a nome mio e di Gian, maggiore e compagno di avventura, con cui abbiamo iniziato l'avventura del giornalismo di guerra nel lontano 1982-1983, fondando un'agenzia di freelance che si chiamava Albatros Press Agency. E pensate che il destino ha voluto che quella missione degli alpini che ha garantito la pace in Mozambico si chiamasse proprio Albatros. E quindi siamo voluti ritornare, dopo che Gian era stato in Mozambico, a trovare il luogo di sepoltura dove è sepolto Almerigo Grills, che è caduto raccontando quella guerra dimenticata nel 19 maggio 1987, e là è stato sepolto perché questa era la sua volontà. Ne abbiamo parlato diverse volte assieme. E dopo appunto il ritrovamento da parte di Gian proprio del luogo esatto di sepoltura, abbiamo voluto tornare 20 anni dopo, cioè un paio di mesi fa, in Mozambico, su quel luogo, per portare una targa che noi speriamo resterà per sempre. E il documentario che racconta diciamo questa iniziativa, e racconta in fondo anche come tutte le guerre devono finire e come sia necessario voltare pagina e ricordare i caduti, si intitola appunto Almerigo, e questo è il suo trailer, la sua presentazione. Finalmente ci avviciniamo al punto dove è sepolto Almerigo. Siamo in moto perché le piogge hanno allagato la boscaglia, ma ce la faremo comunque. Eu sofro de algo que estava muito perto de mim. Il motto di Almerigo è sempre stato why not, perché no, non si tirava mai indietro. Dopo 20 anni siamo tornati all'albero sotto il quale riposa Almerigo. Grazie a tutti ancora. Un'ultima appendice, sempre dedicata al nostro amico Almerigo. Uscirà a fine giugno, ai primi di luglio, nei cinema per un po' di giorni, un film intitolato Albatros, che è un film vero e racconta la vicenda di Almerigo, la sua vita di reporter, la sua vita anche di politico nel precedente, e ricorda anche, siamo protagonisti anche io e Fausto, interpretati da bravi attori, ma soprattutto c'è una magistrale interpretazione di Giancarlo Giannini, che ha accettato di partecipare a questo film. Che ruolo fa? Fa il ruolo, questo dovete vedere il film. Una sorpresa, fa il ruolo, una specie di Tony Capozzo. Bene, grazie a tutti.